Un piccolo segno in un mare di bisogno. I parrocchiani della zona pastorale di San Salvatore hanno desiderato un pranzo con chi ha meno in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Ne è nato un gesto semplice e familiare in collaborazione con il Comune e con l'Accademia della Ciappa e grazie all'opera di tanti volontari che si è svolto al villaggio del ragazzo. Il vento ha imposto di abbandonare l'idea iniziale di un pranzo in piazza. In questa occasione sono stati raccolti anche generi alimentari a lunga conservazione. Oramai da tanti anni c'è un banco alimentare che tutti i venerdì dalle 2:30 di pomeriggio in avanti distribuisce alle persone che ne fanno richiesta un sacchetto con dei viveri. Sono tra le 100 e le 120 famiglie, persone che chiedono un aiuto. Noi condividiamo molto volentieri con la parrocchia e anche con il sostegno del comune, vogliamo essere di gratificazione un attimino, se si può, se siamo capaci. Oggi più che mai cerchiamo di dare un raggio di sole anche noi a questa bellissima giornata che ringraziamo il Papa che l'ha indetta. A Santa Margherita un'iniziativa analoga è stata organizzata per il secondo anno dalle parrocchie cittadine nei locali di casa Monsignor Solimano. Questa idea è nata l'anno scorso per la prima giornata del povero alla quale ci ha invitato il Papa ed è stata un'esperienza bella. L'anno scorso abbiamo pensato di ripeterla, anzi cercando di allargarla il più possibile anche ai volontari che fanno i diversi servizi nella città. Secondo me la cosa fondamentale è la relazione con le persone, cosa che si riesce a fare creando alcuni momenti particolari. Il pranzo è l'occasione migliore per stringere rapporti ed entrare in relazione. Vengo da Genova e sono contento di questa bella giornata. Durante la settimana faccio un lavoretto cercando di passare un pochettino le ore, cerco di darmi da fare. Non c'è lavoro, mi trovo in difficoltà, è un problema. E cosa devi fare? Troppo è la vita, a chi troppo, a chi niente. Ognuno deve conoscere che anche Gesù è nato dalla povertà e il Re è nato nella povertà.